Oscar! Oscar! Cambò! Oscar, vieni qua e portami un cappello. Eccomi qua. Ecco il cappello. Ah, bene, meno Sa male. fa che giochi di prestigio con i cappelli lì? No, io devo provare un gioco. Michele, però, ci tengo. Questo cappello l'ho pagato 1000 euro. 1000 euro. Ci tengo, un cappello borsellino importante. Non ti preoccupare, me lo puoi prestare un attimo? Sì, sicuramente come te l'ha girato te lo presto. Ma Oscar, ma per piacere. Allora, ascoltami bene, questo cappello lo devi mantenere così. Così. Immobile, non ti muovere che può essere pericoloso. Può scoppiare? No, che non mi ricordo bene il gioco. Allora, se non sbaglio, qui abbiamo un boccale, vedi? È un boccale di vetro, vuoto. Sai a che serve questo? No. Allora, con una mano mantieni il cappello. Io? Sì. Così. Con questa mantieni il boccale. Perché? Prendiamo un uovo. Guarda Oscar. Lo rompiamo qua dentro. Nel bucaccio? Nel boccale. Mettiamo le mani se ci sporchiamo. Certo. L'importante è che non si sporco il cappello. Non ti preoccupare. Il gioco non me lo ricordo bene. C'era allora una tazza, un uovo e un cappello. Se non sbaglio si metteva l'uovo no. Ah no, si metteva l'uovo nella tazza. No. Si metteva la tazza. No. Non mi ricordo. Ah no. Si metteva, guarda, l'uovo nella tazza. Poi si posa il boccale, si prende l'uovo e si butta nel cappello. No, ho sbagliato, si metteva la tazza con l'uovo nel... Io passato qua il vomito cappello. Mamma mia, che ho combinato! Mamma mia, Oscar! No. Già tengo i capelli, non si fa spacciare i capelli a casa. Guarda! Metti il cappello! Come vai? Vai! Oh!